Signore. Amém? Invito ad alzare in piedi. Invito anche se c'è qualche bambino qua per andare là nella nostra chiesa B-Kids che sta per iniziare. Ieri è stata una bellissima festa qua. Abbiamo avuto un galà dei giovani, è stato un momento meraviglioso. Dopo, se volete andare a vedere sul social, vedete tutti belli vestiti. Ma volevo avvisarvi anche una cosa dei B-Kids. Se c'è qualche bambino che c'è qualsiasi tipo di intolleranza, di avvisarci, di avvisare il fratello che c'è lì, che lui avvisa là dentro. Se c'è qualche bambina che è intollerante al lattosio, al glutine, perché di solito alla fine del culto ci serve sempre qualcosa da mangiare. Amém? Amém. Preghiamo. Amém? Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Amém. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo questa sera, Signore, adorare il tuo nome, Signore, rendere a te adorazioni, glorificare il tuo nome, Signore. In questo incontro meraviglioso, Signore, adorarti, Signore, che noi vogliamo rendere a te la nostra adorazione. Padre, nel nome di Gesù, Signore, ti prego questa sera, Signore, rompi ogni sorta di catena, Signore, rompi ogni cosa, Signore, ogni cosa che ci lega fuori da questo tempio, da questo momento, Signore, ogni cosa che ci fa scappare dalla tua presenza, Signore, rompi questa sera, Padre. Padre, nel nome di Gesù, Signore, ti prego, Signore, metti i tuoi angeli attorno di questo luogo, Signore. Metti i tuoi angeli, Signore, a lavorare questa sera, Signore, in favore della tua Chiesa, Signore. Proteggi la tua Chiesa, Signore, proteggi questo momento, Signore. Proteggi, Signore, la nostra adorazione, Padre. Padre, ogni pensiero che ci porta fuori da qua, Signore, che noi schiacciamo via nel nome di Gesù, Signore. Vieni con la tua allegria in questo momento, con la tua gioia, con la tua pace, Signore. Riempi questo luogo con la tua presenza, riempi questa casa con la tua presenza, riempi questo momento con la tua gioia, con la tua allegria. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi benediciamo ogni famiglia qua, noi benediciamo ogni persona che sta ancora arrivando, Signore, nel nome di Gesù, Signore, che sia un culto potente e meraviglioso la tua presenza, che noi possiamo sentire la tua presenza, che noi possiamo, Signore, inondarci con il tuo Spirito Santo, che noi possiamo, Signore, uscire da qua non come siamo entrati, Signore, ma pieni del tuo Spirito Santo ancora di più, Signore. Se c'è tristezza, Signore, se c'è mancanza di fiducia in te, Signore, Signore, nel nome di Gesù, schiaccia via in questo momento. Facci, Signore, vivere, Signore, un culto meraviglioso nella tua presenza, Signore, che il tuo nome sia glorificato e che il tuo nome sia innalzato. Nel nome di Gesù. Amém? Noi diffonderemo la
siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te. Noi siamo uno, siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. La tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Tutta la chiesa così. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo in. Noi siamo uno in. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Siamo uno. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. La tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Alleluia. Dichiariamo ancora una volta, noi siamo il suo popolo. Dichiariamo insieme. Vai não? Noi siamo il tuo popolo, eccoci. Noi siamo uno Siamo uno. in te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. E niente potrà, perché in te noi siamo uno. La tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo, Cristo, il mondo ti conoscerà. Noi la tua salvezza.
tuo nome, Gesù, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai. Possiamo sentire la presenza del Signore già oggi qui. Ti invito a chiudere i tuoi occhi in questo momento. Non guardarti intorno, non vedere quello che sta succedendo, ma concentrati nella presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha qualcosa di straordinario da fare nella nostra vita. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia. Dichiari si sente tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose inizia il soprannaturale. Adonai si manifesterà. Yahweh, Elohim, Shaddai, Adonai si manifesterà. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Elohim, Shaddai, Adonai si manifesterà. Dichiari Shire, Adonai.
si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo chiami, se lo adori, se lo adori, se lo cerchi, se lo chiami, Yahweh si manifesterà, Jireh, Rafa si manifesterà, Jireh, Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà. Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, Yahweh si manifesterà, Jireh Rafa. Yahweh si manifesterà, Rafa, Rafa si manifesterà, Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà, Yahweh, Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai si manifesterà oggi qui. Yahweh, Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai si manifesterà. Tua presenza si manifesterà. Se noi chiamiamo il tuo nome, Gesù, Yahweh si manifesterà. Vieni col tuo fuoco, vieni col tuo fuoco e battezzaci, battezzaci. Noi vogliamo di più, noi vogliamo di più, noi vogliamo. Vieni col tuo fuoco, con la tua presenza di battezzaci, battezzaci, battezzaci. Alleluia. Vieni come un fuoco impetuoso. Nella parola di Dio, nel libro di Atti, dice che in quel giorno lì, come un rumore che è sceso dal cielo, come un suono di un vento impetuoso,
il cui vento è passato su tutti quelli che erano lì seduti in quella casa, e all'improvviso lingue come fuoco cominciavano a cadere su tutta quella gente lì. E il Signore ha battezzato, non soltanto battezzato, perché io credo quando noi chiamiamo all'esistenza la presenza dello Spirito di Dio, grandi cose possono succedere. E una di queste cose io credo che sono dei miracoli. È la salvezza che comincia a arrivare, è la liberazione del Signore che comincia a arrivare nella nostra casa. Il vento dello Spirito passa su di noi e Lui comincia a parlare con te. Guarda, io voglio portare la liberazione su di te, io voglio portare su di te la guarigione, la salvezza. Basta soltanto che tu apra la bocca e cominci ad adorare il suo nome. Basta soltanto che tu cominci a chiamare l'esistenza il nome dello Spirito di Dio, perché Lui è qui in questa sera. La tua Chiesa riunita, un solo popolo e un solo cuore. Aspettiamo la tua promessa, posso sentire il tuo vento all'improvviso, lingue come fuoco caderò sul popolo, e che cadano adesso anche qui all'improvviso, lingue come fuoco caderò sul popolo, e che cadano adesso anche qui. E quando il cielo si unirà alla terra, un nuovo e quando tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco scenderà. E quando il cielo si unirà alla terra, un nuovo suono si sentirà. E quando la tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco scenderà. Battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco. Battezzaci con fuoco e gloria. Battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. Battezzaci,
Battezaci em nossos cuori. Battezaci. Abbiamo bisogno di te, la tua presenza. Battezzaci. Tu che hai bisogno, chiedi a Dio. Dacci con fuoco. Tu che hai bisogno di una guarigione, di una liberazione, chiedi al Signore. Battezzaci. Lui comincerà a bruciare il tuo cuore. Con fuoco e gloria. Con fuoco e gloria. Battezzaci. Battezzaci con fuoco e gloria. Questo momento è per te, Signore. La nostra adorazione è per te, Signore. Noi siamo tuoi, Signore, noi siamo tuoi, noi siamo tuoi. Noi siamo tuoi, la Chiesa è tua, Signore. La Chiesa è tua, Padre.
siamo niente, senza la sua grazia non siamo niente, senza la tua misericordia non siamo niente. Rendiamo grazie. Grazie Gesù, grazie per la tua misericordia, il tuo amore e la tua bontà. Alleluia, alleluia. Noi ti rendiamo grazie Gesù. Grazie Padre. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie Signore. Spirito. Alza la tua mano così. E ti rendiamo grazie Gesù. Grazie Signore. Tutto è per te Signore. Tutto viene da te Gesù. Tua è la gloria. Tutto è per te Gesù. Tutto viene da te. Tua è la gloria. Tua è la gloria. Alleluia. Amém. Si può accendere le luci per favore? Si può sederti? Puoi sederti? Amém. Alleluia. Amém. Abbiamo alcuni avvisi da dare, faremo questo prima della predica. Se potete aiutarmi, perché non sono abituata. Eccolo. 16 ottobre c'è? Dai ragazzi. Vedete? 16 ottobre c'è? Gloria a Dio. 16 ottobre noi avremo il nostro incontro perdone. Alle ore 8 qua in chiesa, è solo perdona. Quindi sei la nostra invitata, non il nostro invitato, a partecipare con noi, vivere un momento bellissimo tra donne nella presenza del Signore. Amém? Il prossimo. Sono aperte le iscrizioni per il nostro Seguitemi. Noi stiamo già facendo un Seguitemi, ma siccome ci sono tante persone che sono arrivate, che vogliono conoscere la Chiesa, cominceremo un altro Seguitemi tra un mese massimo. Massimo un mese cominceremo un altro Seguitemi. E quindi chi vuole iscriversi, parlare col pastore, anche con il presbitero Giacomo. Io sono brava a fare gli annunci. Ha finito? Gloria a Dio! Puoi alzarti in piedi in questo momento? C'è la mia amica Renata, benvenuta Renata! C'è qualcun altro che ci visita oggi per la prima volta? Penso che c'è, poi presenti il pastore lo presenta. Amen? In questo momento noi faremo le decime e le offerte. Dammi un po' di musica, John, per aiutarmi, sono nervosa. Amen? Facciamo le decime offerte. Là in fondo c'è il POS e c'è anche la busta per mantenere la nostra prima missionaria. Questo mese abbiamo già inviato l'aiuto missionario alla nostra missionaria Sonia. Gloria a Dio, è stata una gioia grandiosa quando abbiamo fatto il primo bonifico a lei, perché io so che lei non sarà la prima, è la prima di tanti.
E questa chiesa invierà tante persone, nel nome di Gesù. Tu puoi dire amém? Amém? E quando abbiamo fatto questo è stata una gioia grandiosa nel mio cuore, perché non so che noi stiamo compiendo qualcosa che Gesù ci ha lasciato da fare. Lei ha lasciato tutto quello che aveva qua, adesso è in Iran a predicare il Vangelo per 20 giorni e sta donando la sua vita per fare quello che il Signore ha insegnato a lei. Nel giorno del suo compleanno era già lì, ha deciso di passare il suo compleanno in missione. Questa è la volontà di Dio per la sua vita, ma noi siamo qua e possiamo inviare lei e possiamo mantenere, possiamo aiutare perché lei possa riuscire a vivere e a mantenersi in questo ministero, in questa chiamata bellissima che il Signore le ha dato. Qua ci sono la cassetta, ve la 10ª offerta, se tu vuoi benedire questa casa è mantenuta da quello che vuoi benedire questa casa, e quindi se tu hai nel cuore di benedire questa casa, di versare la tua 10ª, la tua offerta su questa chiesa, Dio ti benedirà tantissimo e verserà su di te una benedizione gloriosa e anche su questa chiesa, perché questa chiesa è mantenuta da quello che versate qua, e quindi più Dio mette nel tuo cuore di donare, non dico più soldi, ma più gioia Dio mette nel tuo cuore per donare, più questa casa sarà benedetta nella presenza del Signore. Amen. Alza la tua mano così. Amen. Grazie Signore per questo momento. Signore, noi sappiamo che anche questo è un momento di adorazione a Te. Noi sappiamo che anche questo è un momento di gioia nella Tua presenza. Padre, Signore, fa con che noi abbiamo un cuore, Signore, versato verso la Tua opera, Signore, e verso quello che succederà in questa nazione, Padre, perché tutto, Signore, succederà, anche questo serve, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni persona, ogni famiglia, Signore. Signore, ti chiedo anche di aprire porta, Signore, in questo momento, Signore. Apri porta di un lavoro se le persone non ce l'hanno, Signore. Apri porta di un appartamento, apri porta di una casa, Signore. Apri porta, versa sulla tua chiesa la tua benedizione, Padre. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi benediciamo questo momento nella tua presenza, Padre. Amen.
pace del Signore a tutti, buonasera. Allora, finché stiamo finendo questo momento delle offerte, se c'è ancora qualcuno che sta andando là, abbiamo un avviso, mi hanno detto che c'è una Panda blu fuori, parcheggiata fuori, non so chi sia il proprietario o la proprietaria della Panda blu, che ha i fari accesi, quindi sarebbe magari scomodo non andare a spegnerli fino alla fine del nostro adorarti. Se volete lasciarli accesi non c'è problema, ma se volete spegnerli potete spegnerli. Mi hanno detto che è blu, se nessuno si alza, secondo me chi ha la Panda nera potrebbe andare. Ok, un'altra cosa che dobbiamo fare è presentare i nostri visitanti. Oggi è qua con noi, c'è anche il mio amico Gustavo, non c'è soltanto l'amica dell'Andrea Renata, ma c'è anche il mio amico Gustavo, giusto per par condicio, ma c'è anche Manuel che è insieme a Ivana, a Goya, là dietro. Cosa possiamo dire a Manuel? Sei benvenuto nel nome di Gesù. Qualcuno che può dare un bel abbraccio a Manuel, farli sentire parte di questo uno in Cristo. Ok. Dopo ci sarà una festa, no? Mi sembra di capire. Non è soltanto il mio compleanno questa settimana, c'è un bel gruppo di persone che festeggeranno. E io dico sempre, chi compie gli anni nella mia settimana, da un certo punto di vista un po' sfortunato, no? Perché nessuno si ricorda magari o va a fare gli auguri a lui. C'è Vinicius, c'è Pietro, abbiamo altre due, una sorella è la missionaria Sonia, no? Che è in viaggio, e c'è anche Giussieni. Nessuno si ricorda magari di fare gli auguri a loro perché tutti vengono a fare gli auguri a me, ma il fatto positivo è che hanno una festa di compleanno in chiesa. Cioè, chi è che ha una festa di compleanno in chiesa al di fuori di loro? Nessuno. Quindi c'è anche la parte buona. Allora, da 4 anni, da quando sono pastore, predico sempre la settimana del mio compleanno. In realtà io sono una persona che nel giorno del suo compleanno ha sempre avuto questa bella abitudine di non fare mai niente, no? Quando andavo a scuola il giorno del mio compleanno non andavo a scuola, ho cominciato a lavorare, io mi prendevo malattia il giorno del mio compleanno. Dopo che sono diventato pastore non ho più preso malattia, ma prima prendevo malattia, posso dire. E così, pensate, 4 anni fa, il mio primo compleanno da pastore è arrivato proprio in un giorno di culto. Io ero rivoltato, guarda, perché ho detto, come faccio a preparare una predica il giorno del mio compleanno? Non posso predicare oggi, già stavo pensando di chiamare qualcun altro, ma Dio mi parlò quel giorno e mi obbligò a predicare. Da quella volta non ho mai saltato una predica nella settimana del mio compleanno. Di solito predicavo su celebrazione, no? Quest'anno però no. Quest'anno Dio mi ha dato un'altra parola da portare, già qualche settimana che mi sta parlando su di questo, e sarà una parola sulla salvezza. Spero che sia un argomento che tutti quanti possiamo ritenere importante. Quindi vi invito a aprire le vostre Bibbie con grande gioia. È la prima volta che predico su questo versetto della Bibbia. Vi invito a aprire le vostre Bibbie in Genesi capitolo 6. Genesi capitolo 6, versetto 1, 2 e 3. Dice così: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero tra tutte. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni quindi dureranno 120 anni. Amen.
fino a qua. Signore Gesù, in questo momento io ti prego per me, affinché, Signore, tu possa capacitarmi in questo momento per portare la parola che tu vuoi ad ogni cuore di questa Chiesa, affinché la tua volontà possa essere compiuta questa sera. E ti prego per la tua Chiesa, Signore, affinché ogni persona di qua possa uscire rinnovata, trasformata secondo la tua parola. Compi, Signore, la tua volontà e che la tua grazia e la tua misericordia questa sera possano scendere su di noi. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Amen. Giacomo, Genesi 6, versetto 1, 2, 3. Questi versetti sono versetti che sono molto importanti per la mia vita, no? Perché non da solo, io insieme al presbitero Giacomo all'incirca 10 anni fa ci siamo messi a studiare questi versetti e li abbiamo studiati per anni in realtà, con molto entusiasmo, investigando le scritture, e tutto questo perché all'interno di questi versetti c'è uno dei grandi misteri della Bibbia. Dei grandi misteri perché sono uno di quei misteri irrisolvibili, no? Per quanto abbiamo studiato, per quanto ci siamo immersi in questi versetti e in tutta la parola, difficilmente possiamo dire che abbiamo trovato una soluzione, no, a questo mistero, e teologi studiano da anni e anni e anni questi versetti senza avere una vera soluzione. Ma per me sono dei versetti importanti perché attraverso questi versetti, attraverso questo studio che ho fatto insieme a Giacomo, Giordano, anche altre persone, io ho cominciato ad amare lo studio della parola di Dio. Attraverso questo mistero che si racchiude in questi versetti e altri misteri ai quali andavamo dietro, no? Ho cominciato ad amare lo studio della parola di Dio. Oggi mi considero tra i 5 ministeri biblici, no? Quello del maestro penso che sia il mio, ma tutto questo penso che sia derivato da questo approccio che Dio mi ha dato con la sua parola attraverso questi versetti. E il mistero di cui stiamo parlando qua è nel versetto 2, qua dice: avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutti. Cos'è il mistero? Chi erano questi figli di Dio di cui ci parla questo testo? Perché ci sono tantissime teorie, io me ne guardo dal predicare su queste teorie oggi, non preoccupatevi perché nessuno, come ho detto, può sapere la vera verità su questo testo. Soltanto un giorno, probabilmente, la prima domanda che farò quando salirò in cielo a Gesù sarà: chi erano sti figli di Dio che mi hanno tormentato in tutta la mia adolescenza cristiana, no? Ma alcune di queste teorie, ad esempio, dicono che questi figli di Dio probabilmente erano i discendenti di Set, ma altri teologi dicono che questi figli di Dio erano gli angeli che sono scesi sulla terra e hanno preso per mogli le figlie degli uomini. Perché dicono che erano gli angeli? Perché ci sono tanti versetti nella Bibbia, in tanti libri, che riportano a questa situazione particolare alludendo agli angeli, ma c'è un altro indizio molto particolare, che nella Bibbia vediamo soltanto 3, possiamo chiamarli gruppi di persone, che sono chiamati figli di Dio. Il primo gruppo di persone lo vediamo nell'Antico Testamento, erano gli angeli. Il secondo gruppo di persone lo vediamo sempre nell'Antico Testamento, è il popolo di Israele. Anche lui era chiamato figlio di Dio. Il terzo gruppo di persone noi lo vediamo nel Nuovo Testamento e sono coloro che hanno ricevuto Gesù nella loro vita. Oggi chi qua ha già ricevuto Gesù nella sua vita può dichiarare di essere figlio di Dio. Questi sono i 3 gruppi di persone che sono chiamati figli di Dio. Perché vi ho fatto tutta questa premessa? Ha un po' abbastanza a che vedere con quello che voglio dire, ma come ho detto, oggi voglio
predicare sulla salvezza, no? Su questo tema importante per tutti quanti noi. Perché purtroppo è un tema che certe volte viene preso un po' alla leggera. Ci sono purtroppo correnti di pensiero, teologi, o che si dicono teologi, che parlano che la salvezza è qualcosa di molto facile, no? Dio è amore, quindi se Dio è amore, Dio ci ama tutti quanti. È vero, Dio ci ama tutti quanti. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio per noi. Ha tanto amato il mondo, Dio ama tutti, sì. Dio è amore, sì. Gesù è morto per tutti quanti, sì. Gesù è morto per tutti quanti. C'è scritto in 2 Corinzi 5,15 che Gesù morì per tutti, e non soltanto in questo versetto, ci sono altri versetti. Quindi è vero, Dio è amore, Dio ci ama, Dio ti ama particolarmente, Gesù è morto per te, tutto questo è vero. Ma il fatto che Dio ti ami, il fatto che Gesù sia morto per te, non significa che tu sei salvo. Il fatto che Gesù sia morto per te prevede o causa che Gesù ha aperto una strada per noi per andare in paradiso. Chiamiamolo paradiso oggi, così è più facile, no? Più intendibile per tutti, per ricevere la vita eterna. Il fatto che Gesù sia morto per te, il fatto che Dio ti ami, fa sì che questa strada sia stata aperta, fa sì che noi oggi abbiamo l'opportunità di andare in paradiso, ma non vuol dire che saremo salvati. E purtroppo ci sono troppi pastori, predicatori, teologi che dicono il contrario. Dicono che Dio ci ama e quindi non dobbiamo preoccuparci, saremo salvati. Ma fratelli, non è questo che la Bibbia ci dice, non è questo. Per questo oggi voglio parlarvi di questo argomento, perché sì, noi siamo figli di Dio, ma sapete, come ho detto prima, anche il popolo di Israele era figlio di Dio, è figlio di Dio, e il popolo di Israele ci insegna qualcosa. Una delle tipologie, no? Si dice in linguaggio teologico, una similitudine, chiamiamola così, del paradiso è la terra promessa. Vi ricordate la terra promessa in cui il popolo di Israele doveva arrivare? Ecco, pensate che, come probabilmente vi ricordate, il popolo di Israele uscì dalla schiavitù dell'Egitto, andò nel deserto, attraversò il deserto per arrivare alla terra promessa, quella che Dio aveva promesso al popolo di Israele, il paradiso, tra virgolette, per il popolo di Israele, è una tipologia del paradiso. Ma che cosa successe? Che il popolo di Israele ci mise 40 anni ad arrivare nella terra promessa. Vi ricordate perché ci ha messo così tanto? Ci volevano 40 anni dall'Egitto per arrivare fino in Israele? No, non ci volevano 40 anni. Era una camminata di settimane, mesi, ma non di 40 anni. E allora come mai ci hanno impiegato così tanto tempo? Perché Israele è uscito dall'Egitto, è arrivato subito, in poche settimane, in poco tempo, davanti alla terra promessa. E quando sono arrivati davanti alla terra promessa, Mosè ha inviato 12 esploratori per esplorare questa terra promessa. 10 di questi 12 esploratori sono tornati dicendo così: Mosè, è vero, la terra è buona, i frutti sono buonissimi, è tutto come era stato già detto, ma in questa terra ci sono i giganti, e in questa terra ci sono città fortificate, noi non siamo in grado di conquistare questa terra, non entriamo. 2 di questi esploratori dissero il contrario, dissero sì, la terra è buona, i frutti sono buoni, è vero, ci sono i giganti, è vero, ci sono le città fortificate, ma Dio sarà con noi e ci permetterà di conquistare questa terra. Purtroppo il popolo di Israele decise di seguire il consiglio dei 10 e non il consiglio dei 2. Quei 2 si chiamavano Giosuè e Caleb. A causa di questa decisione il popolo di Israele camminò per 40 anni nel deserto. Sapete perché camminò per 40 anni nel deserto? Non so, nella numerologia biblica il 40 è un numero molto particolare, ci parla di deserto, ma in realtà il popolo di Israele camminò 40 anni nel deserto
perché Dio decise che nessuno di quegli uomini, di quelle donne, di quella generazione sarebbe potuto entrare nella terra promessa. Nessuno di loro. Tutti quanti dovevano morire prima. Gli unici due che entrarono nella terra promessa furono Giosuè e Caleb, coloro che erano tornati con quelle buone notizie, fidandosi di Dio. E voglio lasciarti oggi anche una parola d'animo, no? Perché abbiamo detto che la terra promessa è una similitudine del paradiso. Se oggi tu ancora non hai ricevuto Gesù nella tua vita, se oggi tu ancora non hai accettato Gesù, non hai dichiarato che Gesù è il tuo Signore, o magari lo hai dichiarato ma senza crederlo veramente, voglio dirti una cosa: accettare Gesù, andare a ricercare questo paradiso non è una strada facile. Gesù ci dice che la strada è stretta, è difficile da camminare, che la porta è stretta, no? Ma una cosa è sicura: come Dio sarebbe stato col popolo di Israele in quella terra promessa, così sarà anche con te. Se tu decidi di ricevere Gesù nella tua vita, se tu decidi di accettare questo Gesù, se credi veramente in Lui, tu potrai entrare con gioia in questa terra promessa, sapendo che Lui ti proteggerà sempre, che non avrai da temere, perché sicuramente arriveranno gli ostacoli, sicuramente ci saranno giganti da affrontare, sicuramente ci saranno città fortificate da battere, ma Dio sarà con te, così come sarebbe stato col popolo di Israele in quella missione, così sarà con te. Soltanto che il popolo di Israele decide appunto di non entrare, e il perché decise di non entrare c'è chiarito nella lettera agli Ebrei al capitolo 3, il versetto 19 dice così, parlando del popolo di Israele: infatti vediamo che loro non poterono entrare nella terra promessa a causa della loro incredulità. L'incredulità è ciò che non ci permette di entrare in paradiso. Se noi vogliamo ricevere la salvezza, quello che noi dobbiamo fare è credere. È tutto qua. Se noi vogliamo prendere questa opportunità, perché l'opportunità ci è stata data. Gesù è già morto sulla croce. Dio ti ha già amato per primo. L'opportunità ti è già stata data. Ti ho detto prima, l'opportunità non significa che tu hai ricevuto la salvezza, ma l'opportunità ti è stata data. Il modo per prendere questa opportunità è credere. È credere in Gesù, è credere nel suo sacrificio, è credere in quello che Lui ha fatto per te. Se tu credi, tu riceverai la salvezza. Credi e tu e la tua casa sarete salvati. C'è scritto nella parola di Dio. Amen. Amen. Però molti qua so che già hanno creduto, molti qua so che già sono stati battezzati, molti qua so che già hanno vissuto cose meravigliose con lo Spirito Santo, hanno già fatto esperienze sovrannaturali. Tutta questa prima parte non è per molti di voi. Ma che cosa vuol dire? Che se voi avete già ricevuto la salvezza potete stare tranquilli, che se voi avete già creduto potete stare tranquilli, che tutto è a posto perché tanto io ho già accettato Gesù, io sono già stato battezzato, No, non è proprio così. Non potete stare così tranquilli. E questa sera sono qua per dirvi questo. C'è un angelo, abbiamo detto prima, no? Che gli angeli sono figli di Dio, così come noi siamo figli di Dio, così come Israele è figlio di Dio. C'è un angelo, no? Particolare nella Bibbia, che era figlio di Dio e abitava in paradiso, era già là, però da questo paradiso è stato espulso. Vi ricordate chi è, no? Un certo Satana. Vabbè, però lui è un angelo, è una cosa diversa, no? Non lo so. C'erano anche un'altra tipologia del paradiso, no? È l'Eden, no? C'erano due persone che abitavano in quell'Eden, ma se vi ricordate, tutte e due erano lì, ma sono state espulse.
sono state allontanate, cacciate dal paradiso terrestre. Ah, vabbè, ma è prima della grazia, è prima del sacrificio di Gesù, questa cosa non c'entra con noi. Non lo so. Ieri è stata fatta la serata del Gala dei Giovani, no? E è stato bellissimo, una bellissima serata, abbiamo avuto il re, la regina, eccoli qua davanti, del Gala dei Giovani. Una cosa bella è che tutti quanti erano vestiti bene, no? Dovevate vedere Gilson in giacca e cravatta, non so dove sia finito Gilson, ma probabilmente non lo vedrete mai più vestito in questo modo qua. E questa serata mi ha fatto venire in mente una parabola di Gesù. Eccolo qua Gilson in giacca e cravatta. Questa serata, la serata di ieri, mi ha fatto venire in mente una parabola di Gesù. Una volta Gesù ha raccontato una parabola che diceva più o meno così: c'è un re, che sarebbe Dio, che prepara il matrimonio di suo figlio, che sarebbe Gesù, no? E a questo matrimonio chiama tutti gli invitati. Gli invitati sarebbero i giudei, no? Il popolo di Israele. Soltanto che questi invitati decidono di non andare, hanno rifiutato Gesù, come sapete, no? Allora che cosa fa il re? Chiama i suoi servi e gli dice: servi, andate per le strade e fate venire alla festa tutte le persone che trovate in giro. Allora i servi vanno per le strade, agli incroci, chiamano le persone, li fanno andare nel palazzo per partecipare a questo matrimonio, no? E tutti quanti vanno, e queste persone per le strade saremo noi, i gentili, gli ex pagani, no? Come li chiama la Bibbia. Siamo noi, la Chiesa. Soltanto che a un certo punto in mezzo alla festa il re vede una persona che non ha il vestito da festa, non ha il vestito da nozze, no? E allora il re dice: ma che cosa fai tu? Non hai il vestito da festa? E questo qua non sa neanche cosa rispondere. Allora il re chiama i suoi servi e dice ai suoi servi: prendete questo uomo e cacciatelo fuori, mandatelo nelle tenebre, là ci sarà pianto e stridor di denti. Ora, per chi non lo sapesse, quando la Bibbia ci parla di pianto e stridor di denti, sta parlando dell'inferno. Ok? È chiara questa cosa? Bene, quindi quest'uomo che non aveva il vestito adatto per il matrimonio è stato cacciato da Dio all'inferno. Lui era lì, lui era alla festa, ma è stato cacciato. Che cos'è questo vestito? La risposta a questa domanda la troviamo in Apocalisse 19, quando ci parla delle nozze di Gesù con la Chiesa, no? Che siamo noi, e ci viene detto che a noi, alla Chiesa appunto, ci verrà dato un vestito fatto di lino fino, e il lino fino sono le opere giuste dei santi. Ora, che cos'è il vestito che quest'uomo avrebbe dovuto mettersi a nozze? Che cos'è il vestito che noi dobbiamo indossare? Le opere giuste dei santi. Le opere giuste. Questo è quello che dobbiamo indossare per ricevere la salvezza. No, non per ricevere la salvezza ci serve la fede, ci serve credere, così noi prendiamo questa salvezza, ma noi dobbiamo prendere cura della nostra salvezza. Non possiamo pensare che una volta che abbiamo creduto non ci succederà mai più niente. No, noi dobbiamo prendere cura ogni giorno della nostra salvezza, perché non ci capiti come è successo a quell'angelo che ha peccato e è stato cacciato, o non ci capiti come è successo ad Adamo e a Eva che hanno peccato e dal paradiso sono stati cacciati, perché questo può avvenire anche a noi. Noi dobbiamo prendere cura della nostra salvezza. Ah, ma come puoi dire una cosa del genere? Vuoi paragonare i miei peccati a quelli di Satana? Vuoi paragonare i miei peccati a quelli di Adamo? Fratelli, Satana, lo sapete che peccato ha commesso? Peccato di superbia, di orgoglio, di non sottomissione all'autorità. No, sono peccati che quante volte avete già fatto, abbiamo già fatto nelle nostre vite. Quante volte hai peccato di orgoglio? È lo stesso peccato che ha commesso Satana. Quante volte hai peccato di superbia? È lo stesso peccato che ha commesso Satana. Non possiamo sentirci migliori di lui se noi commettiamo gli stessi peccati suoi.
Non possiamo sentirci più santi di Lui se noi commettiamo gli stessi peccati Suoi. La parola santo significa letteralmente separato. Significa che noi apparteniamo, se noi siamo santi, apparteniamo solo, esclusivamente a Dio. Nel momento che noi commettiamo peccato, noi diventiamo schiavi del peccato e quindi non apparteniamo più solamente a Dio. Non possiamo pensare che siamo più santi di Lui. Non possiamo pensare che siamo più santi di Adamo. Che peccato ha commesso Adamo? Disobbedienza a Dio. Quante volte siamo stati disobbedienti alla legge di Dio? Quante volte hai disobbedito ai comandamenti? Tu pensi di essere più santo di Adamo? Ma il mio peccato, il peccato di Adamo ha avuto ripercussioni sull'umanità, che attraverso di lui tutti quanti noi siamo stati contaminati, attraverso di lui noi uomini dobbiamo lavorare col sudore per portare a casa da mangiare, le nostre mogli devono partorire con dolore i figli, no? A causa del peccato di Adamo ed Eva. Il loro peccato ha contaminato, ha condizionato tutti quanti noi, ma tu pensi che il tuo peccato non condizioni chi ti sta intorno? Tu pensi che i tuoi figli non si rispecchino nel tuo comportamento? Tu pensi che i tuoi genitori non si rispecchino nel tuo comportamento? I tuoi colleghi di lavoro che sanno che sei cristiano, i tuoi compagni di scuola che sanno che sei cristiano, pensi che non sentono quando tu dici una parolaccia o quando tu dici una bugia, fai un'azione cattiva contro qualcuno? Pensi che questa cosa non condizioni chi ti sta intorno? Il tuo peccato condiziona chi ti sta intorno tanto quanto il peccato di Adamo ha condizionato generazioni e generazioni. Non pensare che il tuo peccato conta meno, è meno importante, perché non è così. E così come il loro peccato li ha fatti cacciare dal paradiso, anche il tuo peccato può farti cacciare dal paradiso. Dio è buono e è misericordioso da darci un'uscita in tutto questo, perché la parola di Dio ci dice che se noi andiamo davanti a Lui con un cuore pentito, chiedendo perdono, con un cuore rotto, aperto davanti a Lui, Lui ci perdonerà da tutto questo. Lui ci ricongiungerà a Lui. Ma se noi non abbiamo questo pentimento nel cuore, questo non avverrà. E probabilmente noi perderemo questa salvezza che un tempo abbiamo ottenuto. E non si parla soltanto di peccati quando si parla di opere. Non si parla soltanto di cose brutte che noi facciamo, di cose brutte che noi commettiamo. Ho visto una predicazione, un pezzo di una predicazione mi veniva fuori sempre su Instagram fino a qualche settimana fa. E ogni volta che mi veniva fuori io la guardavo, perché ogni volta parlava con me. E voglio riproporvela qua oggi, sicuramente alcuni di voi l'hanno già vista, è un pezzo di una predica in cui il pastore, diceva così, no? Se un giorno io torno a casa e l'Andrea mi chiede per favore amore, puoi lavare i piatti oggi? E io gli rispondessi, ma questa è una questione di divorzio, nel senso, se io non lavo i piatti noi divorzieremo? Lei mi direbbe no, sicuramente no. Ah, ok, allora se non divorzieremo non li lavo. Il giorno dopo io torno a casa, l'Andrea mi chiede per favore puoi stendere i vestiti oggi per me? E io le risponderei, ma è una questione di divorzio? Cioè, se io non stendo i vestiti noi divorzieremo? Lei mi dice no, figurati, no. Ok, allora io non lo faccio. Il giorno dopo mi chiede di spazzare la sala e io rispondo la stessa cosa, è una questione di divorzio? No, allora non lo faccio. Però se ogni giorno questo succede, ogni giorno io rispondo in questo stesso modo, prima o poi questa può diventare una questione di divorzio. La stessa cosa è con Dio. Dio attraverso la sua parola ci chiede prega incessantemente e noi chiediamo Dio, ma questa è una questione che mi farà perdere la salvezza se non lo faccio? No, non ti farà perdere la salvezza. Ok, allora non prego. In 2 Timoteo Dio ci invita a leggere, a maneggiare la parola di Dio e noi diciamo Dio, ma se non leggo la Bibbia, se non studio la Bibbia
noi divorzieremo, io perderò la salvezza. E Dio ti dice no, figurati. Ok, allora non leggo la Bibbia. La Bibbia ci invita a digiunare, ma se noi diciamo Dio, se io non digiuno perderò la salvezza, no, non perderai la salvezza, ok, allora non lo faccio. Dio ci invita a perdonare, ma noi diciamo Dio, se io non perdono il mio prossimo, io perderò la salvezza. No, non perdoni, non perderai la salvezza, ok? Allora non lo faccio. Questa questione delle opere non è soltanto in base a ciò di malvagio che noi facciamo contro Dio, non riguarda soltanto i peccati che noi commettiamo ogni giorno e che non dovremmo commettere, perché ogni peccato che noi facciamo ci allontana un po' alla volta da Dio, ma è anche verso quello che noi non facciamo per Dio. E quante cose noi non stiamo facendo per Dio? Quanto noi siamo rilassati sulle nostre sedie e non facciamo per Dio? O facciamo con malavoglia, o facciamo così. Una volta un giovane ricco andò da Gesù e gli disse: Gesù, cosa devo fare per essere perfetto? Gesù gli dice: segui i comandamenti. E lui gli fa: io già lo faccio, sono santo, non pecco, non sto peccando. Allora Gesù gli risponde: bravo, allora adesso prendi quello che hai, vai e dona tutto. E questo qua dice: no, non ce la faccio, e va via rattristato. Vi ricordate cosa dice Gesù? È più facile che un cammello entri per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. E questo ricco non aveva peccato, era santo, seguiva i comandamenti. La questione non era verso ciò di malvagio che lui faceva, ma era verso ciò di buono che lui non faceva. Le opere giuste lui non le stava facendo. E Gesù dice: una persona così è difficile che entri nel regno dei cieli. La settimana scorsa ho citato la parabola dei talenti, voglio rifarlo. Vi ricordate la parabola dei talenti? Un padrone dà 5 talenti a un servo, 2 a un altro, 1 ad un altro. Lui va a fare un viaggio e dice: quando torno voglio vedere i frutti di questi talenti che vi ho dato. Il padrone torna, il primo ha fatto fruttare i suoi talenti, gliene ridà 10. Il secondo ha fatto fruttare i suoi talenti, gliene ridà 4, ma il terzo, a cui aveva dato un solo talento, lui non li ha fatti fruttare. Al primo, il padrone, che è Dio, dice: bravo servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore, entra nel paradiso. Al secondo dice: bravo servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore, entra in paradiso. Al terzo chiama gli altri servi e gli dice: prendetelo e buttatelo fuori nelle tenebre, là ci sarà pianto e stridor di denti. Al terzo, che non ha fatto fruttare, l'ha mandata all'inferno. Fratelli, quello che vi sto cercando di dire oggi è qualcosa che magari dopo non avrete voglia di farmi gli auguri di buon compleanno, ma ci sono comunque Vinicius e Pietro a cui farli in caso. Però se noi non cominciamo a dare il nostro meglio a Dio, noi rischiamo di perdere un posto in paradiso. Non si tratta soltanto di essere santi. La vita cristiana è fatta di sacrifici, la vita cristiana è fatta di impegno, la vita cristiana è fatta di costanza e di perseveranza, di opere giuste di cui noi dobbiamo vestirci come il nostro abito migliore per presentarci alle nozze dell'agnello. C'è scritto in Romani al capitolo 8 che la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Noi siamo i figli di Dio, ma in che modo ci possiamo manifestare a questo mondo se non attraverso le nostre opere? Il mondo sta aspettando che noi ci manifestiamo. Il mondo sta aspettando che noi ci alziamo dalle nostre sedie e cominciamo a fare opere buone. Vuoi una lista di cose buone che puoi fare? Comincia a pregare di più, comincia a leggere la parola, comincia a digiunare di più. Dirò una cosa adesso, ma non vorrei che qualcuno si alzasse e scappasse via, ma è qualcosa di biblico, per questo lo dico: come pregare, digiunare, leggere la Bibbia. Puoi cominciare a dare l'offerta in chiesa, magari la 10ª. Spero che nessuno se ne vada, però è biblico. Altre cose che puoi fare: comincia a rispondere alla tua chiamata. Nella lettera a Tito, capitolo 1, versetto 1,
Paolo dice che per lui la chiamata era un comandamento di Dio. Nel senso, se io non compio la mia chiamata, io sto trasgredendo un comandamento, ovvero io sto peccando. Comincia a rispondere alla chiamata che Dio ti ha dato. In che modo? Comincia, se non lo stai facendo, a congregare in una chiesa, ad esempio. Comincia a lavorare in qualche dipartimento della chiesa. Adesso inizieremo il corso Seguitemi, attraverso il quale si può cominciare la camminata ministeriale. Comincia se tu già lavori in qualche dipartimento, fallo con eccellenza. Dai sempre il tuo meglio, dai sempre il tuo massimo. Per Dio non possiamo dare il 99,9%. Lui non merita questo. Lui solo merita il nostro meglio. Merita solo il nostro 100%. E tu stai facendo queste buone opere? Come oggi il tuo vestito. Ieri c'erano persone con vestiti bellissimi, tutti i capelli messi a posto, tutti truccati. Ma il nostro vestito, con il quale noi ci vestiamo davanti a Dio, com'è? Io voglio invitarti ad alzarti in piedi. Questa sera lo Spirito Santo ha un messaggio di salvezza per i cuori di chi oggi è qua. Come abbiamo detto, la salvezza può venire soltanto dalla fede in Lui. C'è stato chi ha rigettato Gesù, ma Gesù ci ha promesso che a chiunque lo riceve, Lui dà il diritto di diventare figlio di Dio. Se oggi tu non hai mai fatto questa dichiarazione di fede, se oggi tu non hai mai dichiarato che Gesù è il Signore della tua vita, io voglio invitarti questa sera non a venire qua davanti, non voglio fare questo appello, perché la fede non è qualcosa che si crea magari in un momento, ma voglio invitarti a ricercare Gesù nel tuo segreto. Tu che non hai questa abitudine, comincia a ricercare Gesù nel tuo segreto, comincia a provare a pregare e vedere se veramente funziona questa cosa della preghiera. Io sono sicuro che Gesù non si farà aspettare. Comincia a leggere la parola, perché attraverso la parola Lui può darti grandi rivelazioni che cambiano la tua vita e può trasformare la tua vita, il tuo intendimento, il tuo cuore. Ma la salvezza non è soltanto per chi non ha mai accettato Gesù. Noi dobbiamo prendere cura ogni giorno di quello che Lui ci ha dato. Lui ci ha dato l'opportunità, noi abbiamo creduto, abbiamo abbracciato questa opportunità, ma se noi non diamo da bere ogni giorno a questa piantina che Lui ci ha dato, se noi ogni giorno non prendiamo cura di questa salvezza, allontanandoci dal peccato e riempiendoci di buone opere, chissà che non capiti anche a noi, come è successo a Adamo, come è successo a quell'angelo. Prendiamo cura della nostra salvezza. Non pensate che sia tutto così facile, perché non lo è. Dio ha una storia meravigliosa per tutti quanti noi. Gesù ha qualcosa da fare di meraviglioso con le nostre vite. Ma se noi vogliamo vivere tutto questo, noi dobbiamo restare attaccati, fermi a Lui, fermi a questa salvezza che quel giorno Lui ci ha donato su quella croce. Allontaniamo da noi il peccato, rivestiamoci di opere buone, di opere giuste. Vestiamoci con quel vestito che Dio vuole che noi mettiamo. Signore Gesù, io ti prego questa sera, Signore, per ogni persona che è qua presente, perché Signore questa sera tu ci hai dato una parola di salvezza, Dio,
E io ti chiedo, Padre, che tutti coloro che ancora non conoscono il tuo nome, che tutti coloro che ancora sono lontani da te, che tutti coloro, Signore, che ancora non hanno fatto quella bella confessione di fede nel loro cuore, possano cominciare a conoscerti, Padre, che possono cominciare a sperimentare veramente la tua presenza viva dentro di loro, che possono cominciare a sentire il tocco del tuo spirito e il tuo agire sovrannaturale nelle loro vite, affinché la fede possa essere creata in ognuno di loro. Nel nome di Gesù io ti prego per tutti coloro che già hanno ricevuto, che già hanno abbracciato questa salvezza, Signore. Facci rimanere saldi in te, Padre. Allontana da noi il peccato, allontana da noi il male, allontana da noi ogni tentazione, Signore. Che niente venga a toccarci, sigillaci, Signore, col tuo spirito ancora una volta. Signore, chi già è caduto, che possa avere in sé questo desiderio di venire ai tuoi piedi a chiedere perdono con un pentimento sincero, con un cuore rotto davanti a te. Aiutaci, Signore, a dare il nostro meglio per te. Cambia, Signore, la nostra mente, il nostro cuore. Facci diventare ogni giorno sacrifici vivi e graditi a te, affinché noi possiamo dare il nostro meglio ogni giorno per il tuo regno. Che il tuo regno possa crescere su questa terra per mezzo delle nostre opere e che tu possa essere esaltato, che possiamo essere figli di Dio, manifestati su questa terra e rivestiti del miglior vestito che tu ci vuoi dare. Nel nome di Gesù, Signore, benedici la tua Chiesa. Amen. Una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per me. Io confido in Dio, il mio Salvatore, lui non fallirà, lui non fallirà. Confido in Dio, il mio Salvatore, lui non fallirà, lui non fallirà. E questa è la mia certezza, Gesù. Certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo e lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per
confido in te. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio, ho cercato Dio, ho cercato Dio. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, dichiaro ho cercato Dio. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. E io confido in Dio, il mio Salvatore. Tu non fallirai. Io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Solo perché io voglio essere obbediente a ciò che Dio ministra il mio cuore, io voglio lasciarvi un versetto che in realtà è stato un mio devozionale con i giovani questa settimana. Noi abbiamo finito di leggere Seconda Timoteo e Dio ha parlato molto con me attraverso Seconda Timoteo, il capitolo 3, il versetto 14, che dice: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. E questa canzone, proprio la prima frase di questa canzone dice: io ho una certezza. E qual è la tua certezza questa sera? Io sono una persona che ha delle certezze ben salde. Io so chi sono, so cosa sono stata chiamata a fare. E se tu cerchi di smuovermi, tu non ci riuscirai, perché io so chi sono. Gesù ha già scritto le sue certezze su di me, sul mio cuore, sulla mia vita. E non c'è niente che tu possa fare o dirmi per smuovermi. Io so chi sono, io sono figlia, io sono amata, io sono nuova creatura, io sono una benedizione. E non c'è modo che tu venga a dirmi il contrario. Io so chi sono in Dio. Ma io ti dico, la parola del pastore questa sera è stata così forte. Non so se ha parlato così tanto a voi quanto ha parlato nel mio cuore. Ma le nostre certezze, le certezze di Dio in noi, sono costruite nel segreto. Sono costruite mentre noi lo cerchiamo nella nostra camera, nella nostra casa. Le certezze di Dio non sono costruite qua il sabato. Dio può parlare con te il sabato, sì, e lo fa. Ma Lui ti parla molto di più lunedì, martedì, mercoledì, sabato, domenica, quando tu lo cerchi a casa tua, nel segreto della tua camera. È lì che Lui afferma le sue certezze in te. È lì che Lui ti parla. È lì che Lui dice cosa vuole da te. E noi cantiamo: ho cercato Dio e Lui mi ha sempre risposto. Dio
Dio risponde a chi lo cerca. Se tu stai cercando risposte, le troverai. Dio parla con chi lo cerca, e con chi lo cerca con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, con tutta la sua forza, con tutta la sua mente. Qual è la tua certezza? Hai la certezza di essere figlio o sei ancora convinto di essere un orfano? Hai la certezza di essere una benedizione o sei ancora imprigionato nelle parole di maledizione che ti hanno detto là fuori? Tu sei una nuova creatura. Sei una nuova creatura. Comincia ad affermare le certezze di Dio sulla tua vita. Comincia a affermare le certezze di Dio sui tuoi figli. Profetizza, dichiara: tu sei una benedizione, figlio mio. Io ti vedrò andare più lontano di me. Io ti vedrò andare per le nazioni. Profetizza. Apri la tua bocca e profetizza. Dichiara le certezze che Dio ha per te. Basta di vivere su ciò che il mondo ti dice. Il mondo ti dirà soltanto bugie, e se tu non sei qua nella parola, se tu non sei saldo nella parola, tu crederai a qualsiasi cosa che ti diranno. Ti diranno: tu non hai valore. Sì, io non ho valore. Tu non sei abbastanza. È vero, io non sono abbastanza. Apri la tua Bibbia. È il momento che i figli di Dio si manifestano. Il mondo aspetta con ansia che noi ci manifestiamo, che noi cominciamo a dare frutti di ciò che c'è nel nostro segreto. Il mondo vuole vedere i frutti che tu costruisci con Dio nella tua camera. Alzati e posizionati, alzati e profetizza. Siamo nati per profetizzare. Oh, alleluia! Santo Spirito. Padre, in nome di Gesù, afferma l'identità di figli e figlie di Dio questa sera. In nome di Gesù, afferma il tuo amore nei nostri cuori, afferma la tua fedeltà. Noi confidiamo in un Dio che non fallirà. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, ho cercato Dio e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio E sentiremo la risposta quando lo cercheremo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente. Cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. ho cercato Dio E io confido. ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Possiamo sentire solo la Chiesa che dichiara: Confido in Dio, il mio Salvatore. Non fallirai, Gesù. Io confido
confido in Dio, il mio Salvatore. E io confido in Dio. Buonasera a tutti, pace. Ti invito a sederti in questo momento. Invito il nostro pastore Enrico un po' più vicino per essere un po' di più al centro dell'attenzione. Come ben sapete, oggi è un culto speciale perché siamo qui anche per festeggiare il compleanno del nostro caro pastore e amico, il pastore Enrico. E volevo condividere un versetto con la Chiesa che si trova in 1 Timoteo capitolo 5, versetto 17, che dice così: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si faticano nella predicazione e nell'insegnamento. Mentre pensavo a cosa dire alla Chiesa o soprattutto al pastore, pensavo, sono 10 anni che io conosco il pastore Enrico e cercavo di ricordare qualche situazione divertente, imbarazzante da poter raccontare alla Chiesa, e Dio è così buono che mi ha svuotato la mente, pastore. Non mi ricordo di niente sul serio, forse perché non ci sono, amen, pastore. Però Dio mi ha fatto ricordare una cosa. La prima volta che ho visto il pastore Enrico, all'epoca non era neanche diacono, sono passato così davanti alla tesoreria, lì c'era il pastore Ronaldo con Enrico all'epoca, ok? Ok, la prima volta che ho visto il pastore. La seconda volta che l'ho visto, la seconda immagine che ho del pastore Enrico era in ginocchio che veniva consacrato a diacono. E da lì in poi ho visto tutto il suo percorso. Chi è dell'Assemblea di Dio conosce che c'è il diacono, poi c'è il presbitero, poi c'è l'evangelista, poi c'è il pastore. E io ho visto il pastore Enrico passare per tutti questi gradini. E l'ho visto essere consacrato a presbitero, l'ho visto essere consacrato a evangelista e l'ho visto essere consacrato a pastore. E ho visto personalmente e da vicino tutto ciò che lui ha fatto per la Chiesa. Tutto l'amore che ha avuto per l'opera di Dio, tutta l'intensità con cui ha fatto l'opera. Mi ricordo quando lui lavorava lì all'AIA che faceva 15, 16, 20 ore di lavoro. Lavorava così tanto e trovava il tempo per dedicarsi all'opera, per andare a cercare le pecore smarrite, per prendersi cura della Chiesa di Dio. Quindi per questo versetto si adempie perfettamente nella vita del pastore Enrico. Lui non è degno solamente di onore, ma di doppio onore. Io ho visto tutto ciò che lui ha fatto per la Chiesa, anche quando aveva tutto il tempo occupato, riusciva a insegnare, riusciva a predicare, riusciva a guidare la Chiesa. E per questo, pastore, lei è degna, giusto? Di doppio onore. Prima di continuare vorrei chiamare qui 2 fratelli. Cominciamo con il nostro caro fratello diacono Paolo, che dirà qualche parola. Buonasera, pace a tutti. È un piacere stare qua in questo giorno. Sono parole difficili da dire, no? Però parlare che cosa di pastore, no? Una persona amata, vai, traduz che è meglio. Una persona amata. Uma pessoa, para mim é um exemplo como pastore. E uma coisa È una cosa che
que devo falar é que a igreja está de parabéns, Una cosa che voglio dire è che la Chiesa si merita degli applausi porque meu pai é pastor, perché mio padre è pastore, meu sogro é pastor, mio suocero è pastore. e quando eu cheguei na Itália, Quando sono arrivato in Italia eu passei por algumas igrejas sono passato per alcune chiese e vou dizer para vocês que aqui realmente vocês têm um pastor e vorrei dirvi che qui veramente voi avete un pastore que está debaixo do mandato de Deus che è sotto il mandato di Dio e faz aquilo que veramente Deus coloca no seu coração. e fa veramente quello che Dio mette nel suo cuore. E, bom, tem tantas palavras para falar para ele, além de ser pastor, é amigo, Avrei molte altre parole da dire, oltre a essere pastore è amico, é um irmão. è un fratello. Tanto nas horas difíceis que eu já passei, ele estava do meu lado ali, aconselhando, falando: Deus vai te ajudar. Anche nelle ore difficili che stavo passando, lui era al mio fianco che diceva Dio sarà con te e ti aiuterà. E quero deixar um versículo, que senão eu fico falando aqui demais. Voglio lasciare un versetto, se no parlo troppo. É Provérbio 17:17. Proverbi 17:17. Lê. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Questo è o nosso pastore. Questo Amém? è il nostro pastore. Grazie, Amen. pastore. Grazie. Ora invito il nostro caro leader dei giovani, Gilson. Gilson già madrelingua, quindi non c'è bisogno di traduzione. Buonasera a tutti, pace. Hanno detto tutto già, belle parole e adesso non so se riesco a farti piangere qua. Io so che non piangi facile così, va bene, non è questa la mia intenzione. Voglio lodare a Dio, ringraziare a Dio perché siamo benedetti, io credo così. Siamo benedetti perché, per capire, la benedizione viene da su in giù, mai contrario. Prima di tutto viene da Dio, dopo viene che Dio consegna ai suoi servi, ai suoi profeti, ai suoi apostoli, ai suoi pastori, ai suoi mestri, ai suoi evangelisti, per benedire il suo popolo. Io credo così, è un principio biblico, non si può cambiare. E sei benedetto, hai una famiglia benedetta, hai una vita benedetta, perché Dio sta benedendo la tua vita. E non è da solo, è attraverso una persona, attraverso una gerarchia, diciamo così. Amen? Io voglio consegnare un regalo in nome del Fusion, del gruppo di giovani, che questo qua puoi aprire a casa sua, non c'è problema, per favore. È un piccolo regalo di ringraziamento, perché abbiamo un po' di giovani qui, un gruppo di giovani benedetto che sta avanzando, che è in crescita, perché c'è una benedizione sulla nostra vita, su questa chiesa, perché c'è una benedizione sulla tua vita, né? E per questo siamo anche noi tutti benedetti, in nome di Gesù. Non voglio pregare, o meglio, predicare, però voglio pregare, voglio fare una preghiera che per fortuna Paolo ha fatto questa preghiera, quindi solo leggo qua e siamo a posto, va bene? Paolo ha fatto una preghiera una volta ai Efesini, lui sempre faceva questo tipo di preghiera. Adesso voglio anche io fare questa preghiera, la stessa che lui ha fatto ai Efesini, che dice così: affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza
della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. La mia preghiera è la stessa: che Dio ti riempa della sapienza, che Dio ti riempa della conoscenza di Dio, affinché tutta questa chiesa, o meglio, tutta questa città, questa nazione, conosca anche la gloria di Dio attraverso la sua vita, attraverso della sua chiesa, e in nome di Gesù. Amen, amen. E per finire, pastore, c'è un'altra sorpresa. Anche noi abbiamo un regalo da farti. Soprattutto per le parole che ho già detto, no? Noi vi conosciamo, vediamo tutto ciò che fate per noi. E con questo noi ti conosciamo vorrei dire prima di tutto che Dio vi conosce. E Dio ha mosso il cuore di alcuni uomini valorosi, che ha mosso il cuore di altri uomini valorosi. E abbiamo visto le vostre difficoltà, soprattutto in questione di macchina, e in questo momento la Chiesa ha un regalo da fare a voi. Grazie. Qui dentro, pastore, non c'è la macchina, ma noi crediamo che qui c'è una parte della testimonianza che tu presto ci racconterai. Lui aspetta che dico qualcosa. No, lui è bravissimo con le parole, lui mi fa di quelle dichiarazioni, ma non solo qua, ma tutti i giorni della mia vita. E alcune settimane fa, mentre lui ha finito di predicare, io ero lì che pregavo per la pietà, e lo Spirito Santo ha parlato nella mia mente così: vai e benedici la vita del tuo marito. E questo è stato molto forte per me, è stato molto potente, perché ho visto quanto grande è la tua chiamata in Dio, e io sono qua per benedire la tua vita ed essere la tua compagna. Qualcuno ha ministrato nella mia vita una parola che io voglio ministrare anche sulla tua. Dio non dà la sua chiesa a qualsiasi persona. Dio non dà la sua chiesa a una persona qualunque. Dio dà la sua chiesa a chi è il suo amico. Dio ti ha messo come pastore in questa chiesa e ha messo anche come pastore sulla mia vita. Io posso dire una cosa sicura su di te, che tu sei amico di Dio. Tu sei amico di Dio. Dio ti parla. Dio parla tramite te sulla mia vita. E io so che grandi cose Dio farà sulla tua vita. Io ti dico sempre che io ho guadagnato la tua vita perché tu guadagni questa nazione. E questo è vero. Ma quello che tu farai, io sono qua. E io sarò sempre qua. Tu sai che puoi contare su di me e anche su questa chiesa. Io ti amo e ti rispetto, e rispetto la tua chiamata in Dio. Amen. Amém? Ci alziamo in questo momento
Ci sono altri compleanni? Dove sono i bambini? Chiamate i bambini qua che fanno compleanno. Vinicius e anche Pietro. No, Vinicius e Pietro sono qua, vero Vinicius e Pietro? Dove sono? Non sei più un bambino, vero Pietro? Dov'è Pietro? Eccolo là. Amém. C'è anche la sorella Goia, della comunità di Guinea-Bissau, che vuole fare un regalo al nostro pastore. Vieni qua. Vai qua. Più che per tutte le nazionalità che erano qui, allora è per quello che volevo farlo. Pace a tutti, scusate. Allora, questo è, tieni qua così. Allora, questo è fatto a mano, artigianato di Guinea-Bissau. Si vede così è corto, ma è lungo dello spirito. Perché chi è da quella parte leggendo, perché non ho l'occhiale, l'orologio, vedo Italia, volevo fare simbolo, è per quello che volevo scendere proprio giù. Chi è in Italia che mi segue? Pastor Teni. Italia, un italiano solo di venire dentro di me. Un italiano, c'è un italiano dentro di me. Brasile, solo uno. Guinea-Bissau, che sono io. Polacca, a missione. Uno di Polacca verrà qua, una persona. Aiutate che non ho occhiale. Romania, uno arriva perché c'è orologio qua, qualcuno sarà qua in Romania. Anna Maria. Colombia, Perù, India, Cuba, si vede così è troppo piccolo. Però nello spirito è lungo, che sarà ancora un'altra nazionalità che arriverà in questa chiesa. Possiamo vedere, pastore, vediamola, è piccolo, ma io li chiamo padri spirituali, perché non è come alzato un giorno è stato chiamato pastore, è un padre che Dio ha nominato, che noi lo seguiamo. E ho poche parole da dire, solo per dire auguri per tutti di questa nazionalità che siamo, perché siamo venuti qua, ci siamo vestiti dello Spirito Santo, perché ti sei riempita a dare a noi ad bere. E questo qua è un simbolo, posso metterlo come la sciarpa, puoi metterlo come ti trovi. Auguri, pastore. Parabéns pastore, grazie di tutto, sei una benedizione per noi, per la Chiesa, per tutti quanti. Auguri, parabéns.
mi sono infilata qua e adesso devo parlare. Auguri pastore. Feliz cumpleaños, pastor. Feliz cumpleaños, pastor. Tanti auguri pastore, ti ringrazio molto tutto quello che hai fatto per noi e farai anche avanti. Ti ringrazio davvero cuore. Ti dirò anche compleanno in indiano, Janamdin Mubarak. Feliz cumpleaños, pastor, y que Dios benedica, continúe bendiciendo la sua vida. Feliz cumpleaños. Amém, preghiamo, vediamo chi può venire. Fratello Andrea Calvi, vieni pregare per il compleanno, per la vita del pastore. E per tutti gli altri. Signore, veramente voglio ringraziarti per Pastore Enrico, Signore, anche per come veramente gli hai messo questo peso proprio nel cuore di condividere la salvezza, Signore. Condividere il più bel dono che tu puoi fare all'uomo, Signore, proprio la salvezza dell'anima. Veramente benedici Enrico, benedici Andrea, benedici questi giovani, Signore, nel giorno del loro compleanno, Signore, che possiamo vedere tanti frutti, Signore, perché tu sei un Dio glorioso, Signore. Tu ami i tuoi figli e vuoi il meglio, Signore. Grazie nel nome e per il sangue di Cristo Gesù. Amen. Buon compleanno Enrico. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Voglio ringraziare tutti quanti di cuore, veramente non ho parole, però dopo un'ora di predica va bene così. E veramente grazie di cuore, grazie anche del regalo che ci è stato fatto in questi giorni, che alcune persone si sono unite per farci riposare qualche giorno. È stato veramente molto apprezzato, una benedizione, grazie al gruppo dei giovani, a tutti quanti voi. Mi è stato chiesto di aprire questa busta qua così tutti quanti vedono cosa c'è, ma io vi lascio con la curiosità. No, scherzo, l'aprirò qua prima di terminare il culto, va bene? Apro quella bianca o quella grigia? Grigia. Conoscete la mia passione per i gatti? Sfrenata. Non devo leggere tutto, vero? Non devo leggere ad alta voce. Non c'è bisogno. Ok. Adesso apro questo.
Grazie, grazie, grazie mille. È un assegno bancario non trasferibile, non so cosa voglia dire, non ricevo spesso assegni, ma grazie di cuore di tutto questo, veramente, veramente. Devo dire la cifra che c'è scritta sopra, devo dire la cifra, è bello, è brutto, si può dire, 3.710 euro. Grazie veramente. Sarebbero 2 affitti della chiesa però, cioè... Grazie veramente a tutti quanti di cuore, non ho parole, non piango perché non piango mai, ma non ho parole davvero. No, sul serio. Gloria a Dio, ringrazio Dio per la vita di tutti voi. Per me è solo un onore, il doppio onore è mio di poter essere pastore di questa chiesa. E ogni giorno ringrazio Dio per questo, per la vita di tutti voi e per questa opportunità che mi ha dato. Amen. Facciamo così con le nostre mani. Terminiamo questo culto, è già passata l'ora, ci sarà qualcosa da mangiare, non andate via, benediciamo già il cibo anche, così siamo già liberati per mangiare, penso che siamo tutti d'accordo. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio possa essere con tutta questa Chiesa e come uno in Cristo possiamo dire Amen.